Ecco, siamo nel museo parrocchiale di Santa Maria Nascente in Paderno, o Paderno milanese come era una volta, museo parrocchiale che è stato di recente sistemato e che viene inaugurato fra pochi giorni in occasione della fiera di primavera. Qui c'è con noi Enzo, uno dei volontari che ha provveduto a sistemare durante parecchie settimane, anzi parecchi mesi, questo materiale e ci guida in questo museo. Bene, il museo nasce con il desiderio di condividere insieme con tutta la popolazione di Paderno le opere d'arte rimaste dimenticate negli archivi e nei depositi parrocchiali. Abbiamo avuto così modo di valorizzare la storia della nostra comunità fin dalle sue origini. Pensate che i primi documenti che avrete modo di vedere, di leggere al piano superiore risalgono addirittura al 1491, anche se già da prima si ha notizie circa la comunità di Paderno e di una possibile piccola chiesina locata dove c'è l'attuale via San Michele. Quindi era dedicata a San Michele? A San Michele, sì, esatto. Questo museo è un'occasione importante che è stata possibile realizzare attraverso un lavoro quotidiano durato mesi. Pensate che abbiamo iniziato a portare e a sanare i locali già ancora nel mese di giugno o luglio del 2021 e poi dopo è stato necessario portare tutte le strutture, allestire tutte le strutture. È un lavoro importantissimo riordinare tutto l'archivio parrocchiale, catalogando praticamente ormai quasi l'intero patrimonio della nostra comunità. Ad oggi, e pensate bene che non abbiamo ancora nemmeno finito, sono stati catalogati oltre 550 tra volumi e libri e ormai quasi 1000 documenti. Il lavoro non è finito, è ancora lungo, ma il desiderio, diciamo così, di completare quest'opera e di mettere insieme questo museo ci spinge a continuare e sicuramente a finire quest'opera. Allora, il museo, dicevamo, ha inizio al piano terra con una cappellina che è stata appositamente allestita anche per le celebrazioni invernali. Questo locale è stato anche riscaldato, oltre che risanato nelle tinteggiature, nelle pitture e tutto. È stato risanato e quindi sarà disponibile per le funzioni, diciamo così, un pochettino intime, quando la gente è poca e soprattutto nel periodo invernale, così che non sarà più necessario scaldare l'intera chiesa. In questo piano terreno vediamo soprattutto paramenti sacerdotali, esatto, oltre che oggetti esatto, per le processioni, paramenti stendardi. Sacerdotali, anche diversamente, oltre ad essere molto belli, anche antichi. Questo qua in particolare sembra che sia stato usato dal Cardinal Riboldi e altri abiti di una fattura, direi, eccezionale. Sulla sinistra c'è tutto l'arredo antico di casule, pianete, mentre al piano superiore poi dopo troveremo tutta la parte dei piviali. Di notevole rilevanza e importanza sono i pagliocchi d'altare che risalgono più o meno tutti all'Ottocento, sono tutti i pagliocchi d'altare della vecchia chiesa. E, insomma, quella che venne demolita a metà degli anni 30 per costruire quella attuale dove ci troviamo. Esattamente. Poi dopo questo quadro che è praticamente un bozzetto fatto dal Galli. Questo è il bozzetto di una delle vetrate della chiesa, che potete vedere appunto in chiesa, la vetrata della Natività. Da quest'altra parte un po' di cilostri utilizzati un tempo, ma anche ora, utilizzati per le processioni. Bene. Possiamo salire al piano superiore? Passiamo al piano superiore.
scala, potete qui ci vedere sono un po' di documenti, la planimetria della chiesetta di Calderara, qua sulla tua sinistra, una bozzetta delle cornici che penso che però non sia stata realizzata perché in effetti non sono così, le cornici dei quadri della sovrintendenza sono sul presbiterio. molti documenti, quindi proprio Un ritratto di Don Antonio Rigondi, parroco diciamo, a metà del secolo scorso circa, esatto, sì. Per parecchi anni comunque. Allora, sulla sinistra c'è tutta la parte legata alle reliquie, quindi i santi e i vescovi, Sant'Ambrogio, San Carlo con le rispettive reliquie, e poi sotto, anche qua, tutte le reliquie, quella della Santa Croce, quella della Beata Vergine. Non possiamo andare in dettaglio, ma questo video serve per, diciamo, invitare chiaramente i parrocchiani e chiunque voglia visitarlo a venire a vedere. In alto una breve cronistoria della parrocchia, proprio Certo. una cronistoria, E questo un Maria... bozzetto dell'affresco della vecchia chiesa, Ah, Maria Regina. tutta la parte anche qua dei reliquiari, con delle reliquie molto antiche, queste addirittura risalgono al XVII secolo. Anche con delle teche originali, Sì, cioè, originali. mentre queste hanno, diciamo, questa forma che richiama un pochino lo stensorio, no? Come forma, diciamo. Sì, esatto. Invece queste sono abbastanza Queste sono, sì. originali, rare, insomma, non sono. Mentre queste sono proprio le classiche reliquie piccole che uno poteva portare al collo. Queste, Esatto, no? sì. Allora, da questa parte tutta la parte legata ai turiboli, Turiboli, Ricelli, questo è abbastanza Asperges, esatto, Secchielli. abbastanza. Un tabernacolo portaviatico, questo è interessantissimo perché addirittura intorno al 1700, 1600, 1700 già appunto si ha sicuramente la certezza, perché in una visita pastorale del 1754 era già citato, ma la sovrintendenza l'ha catalogato secondo la manifattura intorno al 1600, quindi Interessante. alcuni oggetti appartenuti ai nostri parroci. Don Carlo Buzzi. Esatto, questi sono oggetti che utilizzavano per la penitenza. Un po' l'incisa, qui avete messo la Sant'Agnese e San Luigi ai lati, i due santi protettori della gioventù. Qui c'è un calice che sembra questo calice molto è molto bello. particolare perché è un calice appartenuto a Paolo VI. San Paolo VI. Esatto, San Paolo VI, esatto. Donato al segretario personale Monsignor Macchi. Esatto, questo calice qua fu donato da il segretario personale di Paolo VI, che era Monsignor Macchi, che era particolarmente amico di Don Carlo Buzzi, per cui alla morte poi dopo del Papa gli donò questo. Questa è una bellissima reliquia. Sì. Anche altri. Queste sono le carte gloria, qua. Vabbè, alcuni tronetti Sì, che si usavano, sì. che si usano ancora adesso. Sì, per la per verità. l'ostensione. E qua abbiamo sì. tutta ancora una serie di abiti, questa pianete fantastica, tutta ricamata in oro. Questo invece è il classico. Che era di Cereghetto, dei confratelli, scusa. Sì. Esatto. Questo è invece l'armadio legato ai piviali, quando si mette i piviali si mettono in particolari riti religiosi. Sì, perché non c'era la benedizione, o pensavo pure delle processioni sì. Due importanti messali, per i più antichi, nel 1741 un messale romano e nel 1712 un messale ambrosiano, che dopo avrete modo leggendo di capire quali sono le differenze. Certo, le differenze Questa è tutta la parte dei calici, ostensorie, molto bello questo. Anche col pagliotto là sopra è Pagliotto, carino. Sì, pagliotto. Vedo dei particolari anche nella lavorazione di queste, sono dei candelieri. Sono dei candelieri, sì, questi venivano usati, sono in forma di fiori, per cui quando sull'altare mancavano i fiori, questi con le candele supplivano. Questo guarda che bello, questo completo. Questo è un completo da zecchino, e poi vabbè, diciamo che tra i più belli e più antichi c'è questo, che risale anche questo al XVII secolo.
Bene. opere abbastanza importanti. Ok, passerei magari un attimo allora questo visita pastorale, questa è una cosa. Questa è visita pastorale, questa è un manoscritto del cardinale Federico Borromeo che venne in visita pastorale a Paderno nel 1604. Per intenderci quello dei Promessi Sposi. Esatto. E quindi questo lui ha redatto, ha vergato, ha redatto manualmente la relazione della visita pastorale. 22 pagine. 22. E che avevano il computer e chi lo lì, e quindi ha dovuto adattarsi ovviamente a. Questi invece sono i due documenti tra quelli più antichi di cui vi avevo citato prima di salire. Questo è un documento di affido del 1491, affido dei fondi parrocchiali, questo è un documento di beneficio di terreno a favore della parrocchia, anche questo è del 1491. Tanto noi sappiamo che queste parrocchie di questi paesi, comunque tutti un po' diciamo da Milano in su, lungo l'asta del Seveso, Paderno, ma anche Dugnano, in Cirano, Palazzolo, datano dal Medioevo, però da quando San Carlo ha riformato un po' anche la tenuta dei registri, eccetera, ci sono più documenti chiaramente. Esatto, questo invece è tutto l'archivio storico. Qui, questo per esempio è tutta la parte legata ai messali, quindi un po' i fratelli di quelli che già abbiamo visto. Questi sono altrettanto interessanti, questo è del 1628, questo libro di musica, sì, un antifonario. Tra l'altro vedete il pentagramma non è fatto è fatto da 5 righe, non da 6 perché... Mi sembrano 4, no, c'è quella gialla 4, poi. Sì. Comunque sono, sì. 4, sì, quindi un po' particolare. E qui qua lo legge, poi c'è esatto, lo legge e praticamente si cita proprio sull'ultima pagina, su questa qua che vedete, certo. Ieronimo Ratti, quindi, che era il parroco di allora, quindi 1628. Poi qua abbiamo tutta la parte, l'archivio proprio storico, quindi con gli atti di morte a partire dal 1564 fino più o meno al 1932, gli altri ovviamente sono in casa parrocchiale perché ancora in uso. Certo, possono essere utilizzati. Questi sono gli stati delle anime, quindi la composizione delle famiglie piuttosto che delle casate di Paderno, a partire sempre dal 1700. Tutto l'archivio legato agli atti di morte, agli atti di nascita, ai battesimi, l'archivio storico. Direi che c'è ampio materiale per chi volesse conoscere appunto la storia, la realtà di questa parrocchia, e ci auguriamo che anche altri possano fare un lavoro del genere. Per concludere con Enzo andiamo, penso, a vedere una cosa che non so se tutti i parrocchiani hanno notato entrando in chiesa. Anch'io confesso che subito non ci ho fatto caso, ma perché uno guarda la Madonna sempre come là sull'altar maggiore, ma c'è una cosa così particolare che adesso guardiamo insieme. Usciamo dal museo. Eccoci. Al di là di tutte le altre opere d'arte di cui non parliamo adesso, ma la cosa che vogliamo mettere in rilievo è di questa Madonna che è settecentesca, mi pare, seicentesca, che apparteneva anche alla chiesa precedente, giusto? Sì, esatto, seicentesca, una scultura fatta in un unico blocco di marmo. Ed ecco che sulla testa del bambino di Maria c'è... Sono apparse 2 corone. Ma non per miracolo, ma non per miracolo, perché sono state... miracolo, ma perché queste 2 corone sono state trovate nel marasma dei depositi parrocchiali, al che ci si è chiesti che corone erano e da dove arrivassero, fino a quando poi dopo, catalogando tutti i documenti, è saltato fuori un documento nella quale nel 1904 il parroco di allora fece un acquisto, chiese ai parrocchiani di partecipare e di donare la somma per acquistare 2 corone d'argento da mettere appunto sulla testa del bambino e sulla testa della Madonna.
Da lì abbiamo probabilmente capito che quelle corone che avevamo trovato erano proprio quelle, e allora ci è parso doveroso rimetterle al posto giusto. al posto giusto. E si sa perché c'è quella freccia in mano al La freccia c'è bambinello? sempre stata, anche Sì. se non nel 1904, forse quella è arrivata dopo, ma la freccia praticamente è il bambinello che scaglia la freccia appunto sul drago che c'è sotto. Che il drago è già schiacciato in realtà dalla Madonna, perché l'Immacolata, no, che schiaccia Esatto. il drago, però il bambinello gli dà il colpo finale, benissimo. Okay. Va bene. Questo è. Direi che, ringraziando Enzo e tutti quelli che ci hanno lavorato e anche il parroco, concludiamo la nostra presentazione e invitiamo tutti appunto a venire a vederlo. Grazie, ciao.